Non è più il tempo di costruire una legge di bilancio in cui contemporaneamente sta dentro il sostegno economico ai distretti del commercio, con l'idea dunque che le piccole botteghe delle nostre città vanno difese anche attraverso la costruzione di reti che massimizzino le buone pratiche, ma contemporaneamente è il bilancio della legge che consente l'apertura indiscriminata dei centri commerciali di medie dimensioni, peraltro sorvolando sopra la capacità dei sindaci di intercettare e intervenire su queste decisioni. Non è più tempo di un bilancio in cui si dice che l'internazionalizzazione e l'export delle nostre imprese diventa leva vettore strategica di sviluppo e contemporaneamente un bilancio nel quale l'unico grande investimento infrastrutturale che ci proponete è la pedemontana veneta, che congiunge la periferia di Vicenza alla periferia di Treviso, quando invece le nostre imprese per esportare avrebbero bisogno di una superstrada che le unisca al nord dell'Europa. Non è più il tempo di un bilancio in cui contemporaneamente diciamo che il turismo e la cultura devono essere i settori attorno ai quali si ricostruisca la ripartenza economica di questa regione e contemporaneamente il bilancio nel quale troviamo tagli indiscriminati proprio al comparto culturale, agli operatori, alle strutture, alle organizzazioni e alle associazioni che quotidianamente fanno vivere questo grande comparto. Non può essere più il bilancio nel quale contemporaneamente finanziamo il concetto di sicurezza urbana integrata e allo stesso tempo non investiamo in politiche forti di inclusione sociale. Non può essere neanche più il bilancio e il tempo in cui impegniamo in maniera pesante il bilancio della Regione in operazioni di natura derivata, penso a quello del 2003 che scadrà nel 2036 o quello del 2005 che scadrà nel 2026, a maggior ragione quando una sentenza recente della Corte ci metterebbe forse nelle condizioni di chiudere questa disgraziata esperienza delle operazioni derivate sulla finanza pubblica. Quindi mentre non è più il bilancio in cui possiamo permetterci di sprecare risorse in quelle operazioni finanziarie e contemporaneamente sostenere che servono maggiori risorse perché non ce ne sono abbastanza. E infine, colleghi, non è più il momento in cui facciamo finta di meritarci la zona gialla, ma vorremmo avere le risorse della zona rossa, perché anche su questo un po' di chiarezza va fatta. Se davvero pensiamo che in questa regione, e io penso di sì, siano necessarie le risorse e i ristori per affrontare un'emergenza economica che deriva anche da pesanti restrizioni che sono state poste dalla volontà nazionale, e su questo poi torno, allora dobbiamo assumerci la responsabilità politica di dire che alla nostra regione la zona gialla non sta più bene addosso, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato purtroppo sulla nostra pelle in queste settimane è che il modello veneto di risposta sanitaria al Covid in realtà non esiste. Ci eravamo illusi che avrebbe potuto esistere leggendo in maniera distorta ciò che era accaduto anche in questa regione nella fase 1, forse non prendendo nella dovuta considerazione il fatto che a marzo, ad aprile, a maggio erano accadute due cose che oggi non si stanno ripetendo e che non sono dipendenti dal sistema sanitario e sociale di questa regione. La prima è il lockdown imposto dal governo. Allora diciamo che il Veneto, come il resto dell'Italia, è riuscito a rispondere alla prima ondata del virus efficacemente perché il governo ha imposto quella decisione dolorosa che si è chiamata lockdown. E secondo, perché durante la prima fase in questa regione la diffusione dei contagi non era così capillarmente diffusa, non aveva riguardato le grandi città, come era capitato per esempio nel Lodigiano in Lombardia, ma aveva riguardato un piccolo comune di 3.000 abitanti sopra i Colli Euganei. E allora è facile imporre le restrizioni a Vo, allora è facile fare i tamponi a tappeto a Vo, un po' più complicato è adottare quella stessa strategia in un contesto come quello che stiamo vivendo, in cui il virus si diffonde ovunque. Allora forse anche quella contraddizione andrebbe smontata. La contraddizione cioè di voler a tutti i costi dimostrare di essere
un modello e quindi di essere adatti alla zona gialla e non rendersi conto della realtà, e cioè che anche in Veneto, come è stato in Lombardia nella prima ondata e in altre regioni, oggi dobbiamo fare i conti con una diffusione del contagio senza limiti e senza vincoli. E allora o i vincoli abbiamo il coraggio di metterli e magari lasciando anche perdere per una volta la possibilità che una decisione del genere possa influire sul consenso, e in questo modo ci assumiamo la responsabilità di una decisione scomoda, ma mettiamo nelle condizioni i cittadini veneti di proteggersi dal virus e di proteggersi dalla crisi economica, potendo ottenere i ristori, oppure anche su questa questione torniamo nel campo delle contraddizioni, per cui non vogliamo ammettere che le cose non vanno, ma aspettiamo sempre che sia qualcun altro, cioè il governo di Roma, a risolverci il problema. Ecco, Presidente e colleghi, io credo che noi su questo bilancio dobbiamo fare i conti con questa difficoltà strutturale di questa amministrazione, e cioè di avere una difficoltà nell'assumere delle decisioni e delle responsabilità. Abbiamo anche su questo provvedimento costruito una proposta emendativa che riteniamo importante, che ovviamente, per quanto articolata, non potrà da sola superare le difficoltà di cui vi ho parlato. Crediamo però che da questa discussione di bilancio possa, auspichiamo almeno che accada, aprirsi una discussione per arrivare insieme ad un punto di condivisione, e cioè una fotografia reale della situazione che stiamo vivendo, che consenta a ciascuno di noi di prendere le decisioni giuste, perché qualcuno diceva qualche giorno fa: tanto consenso, tanta responsabilità. Ecco, io credo che questo Consiglio regionale, a prescindere dalle percentuali elettorali, debba sentirsi tutto pienamente investito dalla responsabilità. La responsabilità di essere alla vigilia di un'approvazione di un bilancio fondamentale, quello che dovremmo dimostrare se è in grado o meno di dare ai veneti le risposte che servono, quello che dovrà affrontare per prima la grave emergenza sanitaria ed economica, quello che insomma dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di fare per meritare il posto che ricopriamo. Grazie.